tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora stasera vogliamo porre una domanda davvero di semplice logica politica al ministro degli esteri e leader di Forza Italia Antonio Tajani, il quale all'indomani di una sconfitta storica della sinistra su dei referendum che erano stati spacciati come la spallata contro il governo di centrodestra, invece hanno determinato una lussazione alla spalla del campo largo, ha sentito il bisogno di rilanciare su una battaglia chiaramente divisiva all'interno del centrodestra e che sembra riecheggiare più una delle parole d'ordine dei quesiti referendari, peraltro quella bocciata in modo più definitivo dagli elettori. Andiamo con ordine. Tajani rilancia la proposta di adottare in Italia lo ius scholae, il diritto, diciamo, alla cittadinanza da parte di ragazzi stranieri immigrati dopo aver ultimato un percorso di studi. Dice anche: Salvini non è d'accordo, noi sì. Non è che devo chiedere l'autorizzazione a qualcuno se voglio presentare una legge in Parlamento. Assolutamente no. Dovrebbe però sentirsi, come dire, vincolato a un'autorizzazione diciamo elettorale, cioè a quello su cui si è espresso il corpo elettorale democratico, che ha dato una maggioranza al centrodestra su un programma dove non era previsto lo ius scholae, che invece era previsto nel programma del PD e che tra l'altro è stato rilanciato nelle stesse ore di Tajani, e questa è sicuramente una coincidenza, ma una coincidenza francamente inquietante, da Giuseppe Conte, che dopo il flop del referendum ha detto sostanzialmente: le agenzie sono sovrapponibili, potete invertire, il virgolettato è analogo, ora bisogna rilanciare lo ius scholae, dove, ha aggiunto il malizioso avvocato, dove andrebbe sfidato anche il centrodestra, cioè pensando di avere una sponda che dal punto di vista oggettivo della cronaca Tajani gli ha immediatamente dato. Tra l'altro ribadiamo che il quesito che di gran lunga è stato più bocciato tra tutti è proprio quello relativo alla cittadinanza, che implicava un'altra cosa ovviamente, cioè la possibilità di dimezzare i tempi per l'ottenimento a 5 anni. Ma cosa ha indicato? Ha indicato che in questo momento la larghissima maggioranza dell'elettorato italiano, anche parte dell'elettorato di sinistra, comunque non di centrodestra, reputa che non sia una priorità allargare le maglie della concessione di cittadinanza, andare ancora più incontro alla domanda di cittadinanza da parte di persone immigrate, anche tenendo conto del fatto che l'Italia, dati Eurostat, non dati Lega, è spesso il paese che più generoso già oggi nella concessione di cittadinanza. Negli ultimi 10 anni è stato spessissimo il primo, se non il primo, il secondo o qualche volta il terzo, e complessivamente negli ultimi 10 anni è quello che ha concesso più cittadinanze. Quindi non c'è questa emergenza. L'elettorato ha detto in larghissima parte che, anche perché l'elettorato spesso dipinto come buono, in realtà ha chiaro lo spirito del tempo e frequenta lo spirito del tempo spesso molto più del palazzo, ha chiaro che non è esattamente il momento storico in cui incentivare ulteriormente l'immigrazione di massa. Onestamente, politicamente non si capisce la ragione di questa insistenza di Tajani, che peraltro sullo ius scholae non solo contraddice quanto diceva Silvio Berlusconi, un nome che ci sembra abbia contato qualcosina nella storia di Forza Italia e del centrodestra, che per esempio in una famosa ospitata da Fazio disse molto giustamente: non basta il fatto di aver frequentato una scuola italiana per avere diritto automatico alla cittadinanza. Molti, anche di seconda generazione, odiano i cristiani, gli ebrei, lo Stato italiano, la nostra cultura, cioè bisogna prevedere un percorso molto più profondo e onnicomprensivo che il banale, diciamo, e formale attestato scolastico. Questa era la posizione di Berlusconi, ma era addirittura la posizione dello stesso Tajani, che nel luglio 2022, governo Draghi, dichiarava: il PD sostiene proposte ideologiche e divisive come lo ius scholae,
che non è nell'agenda di questo governo di unità nazionale, irresponsabili sulla pelle degli italiani. E se non era nell'agenda del governo tra diversi, dove c'era anche la sinistra e quindi c'era un equilibrio di istanze, sfugge perché dovrebbe diventare una priorità del centrodestra all'indomani di un referendum che ha sancito di fatto una vittoria del centrodestra e una sonora bocciatura di diciamo una maggiore generosità in tema di cittadinanza. Non si vede veramente una ratio, a meno che la ratio non sia il differenziarsi perenne dagli alleati, in primis dalla Lega, visto che questa posizione sullo ius scholae avviene nello stesso giorno in cui Tajani, che oggi era molto loquace, ha ricordato giustamente che è una priorità abbassare le tasse, riferito all'IRPEF soprattutto, per il ceto medio, criticando però la rottamazione delle cartelle e la pace fiscale, cioè un provvedimento di emergenza oggettiva economica per il paese, sentitissimo dalla constituency del centrodestra e che in una sana politica fiscale liberale non dovrebbe essere in contraddizione con un abbassamento di tasse al ceto medio. E non contento ha anche esternato chiaramente contro il terzo mandato dopo che addirittura Fratelli d'Italia in questi giorni aveva manifestato apertura. Ecco, non vorremmo che l'ansia di Tajani e di Forza Italia, anche dei suoi giovani leader pseudotali che vengono allevati, sia più differenziarsi dalla Lega e dalla storia del centrodestra che ottimizzare le vittorie politiche oggettive, referendum in primis, che il centrodestra stesso sta mettendo a segno. Grazie a tutti, a domattina.